Buonasera signorina, buonasera. Come bello stare a Napoli e sognar, mentre il cielo sembra dire buonasera. La vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove barche e la montagna scende al mare. Quante cose abbiamo letto sospirando in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore d'amore. Buonasera signorina, kiss me goodnight. Buonasera signorina, buonasera. Come bello stare a Napoli e sognare, mentre il cielo sembra dire buonasera. La vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove barche e la montagna scende al mare. Quante cose abbiamo detto sospirando in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore d'amore. Buonasera signorina, kiss me goodnight. Ciao ragazzi, ciao Enzo. Ciao a tutti, ciao Enzo, ciao Enrico. Ciao Gino e benvenuti amici a casa in casa mia, casa Peiretti. Sì. 348 8040 254 il numero per le vostre richieste, le vostre fotografie, i vostri suggerimenti e perché no? E perché no io tornerei un po' a parlare dell'argomento di ieri sera, perché è un argomento che ha scatenato molte Sapessi polemiche. quante visto ieri telefonate ho sera, ricevuto non io t'ho ieri visto. sera. Ecco, e come ho fatto ieri, io vi faccio vedere a Enzo questo, che sono la lira, la vecchia lira. Sì. E l'argomento di questa sera è identico: tornereste o no alla lira? Molti di voi mi hanno chiesto, mi hanno detto in giornata, io non mi sono osato scrivere, però tornerei. Altri mi hanno detto no, io assolutamente non ci tornerei. Sappiamo già il parere del nostro Gino, ma adesso sentiamo il parere di Enzo. Tu Enzo, Adesso. torneresti alla lira domani? No, Come mai? ma perché scusa, l'euro per me è stata una conquista comunque. L'euro è stata una... Sì, Quindi, secondo me quindi sì. tu sei favorevole. Abbiamo un Assolutamente contrario sì. e un favorevole Ma all'euro. perché tu ti dimentichi quando passavi il confine che dovevi scambiare, andare in banca, pagare le commissioni per scambiare Sì, ma mi ricordo anche i che una franchi pizza francesi, costava que- 4-5 mila lire, adesso costa 12 quella è un'altra euro. cosa, quella è l'inflazione e c'è anche con l'euro. Ecco. Proprio che dobbiamo parlare di questo qua. Ma no, mi quest'ora. piace perché No, vabbè, anche a ok. casa sono lì che secondo me in famiglia c'è magari il marito che dice no, mi tornerò io con l'euro, e la moglie fa come Sì, Enzo, no, non io la voglio confondo. restare, ho sbagliato, Non tornerei confondiamo. alla lira e voglio Esatto, restare hai con capito? l'euro. Sì, sì, Non certo. c'è niente l'inflazione tra la lira e l'euro. Però Ragazzi, comunque la Enrico, tu comodità- pensa che c'è una canzone di Battisti Sì. dove Battisti dice per una lira venderei tutti i sogni miei. E adesso dovrebbe rifarla, cioè, dovrebbe Sì, farla. perché anche se per un euro Non suona- Però, non se suona posso bene, non suona- collegarmi, c'è una canzone quando io l'ho militata quindi nell'80 di Mango, Sì? che era innamorato di una donna che avrebbe anche pagato 1 milione. 1 milione. Ma 1 milione. Milioni di euro sono troppi. Esatto, mentre 1 milione Sono di lire, troppi. cioè, Sarà una trasformati. puntata fatta di Ma- grandissimi brani, e poi andremo nel secondo tempo a fare anche un omaggio, a fare i nostri auguri a Lucio Battisti. Però adesso diamo spazio alle vostre richieste arrivate proprio ieri con... abbiamo promesso, l'abbiamo promesso noi- che ogni promessa è debito. la si cantava, arriva, ho difeso il mio amore. Alla voce Gino, pianoforte Enzo Alesino.
sono scritte da chi non ha visto più il sole per amore di lei. Io le ho trovate in un campo di fiori, sopra una pietra c'era scritto così: tutti ho difeso, ho difeso il mio amore. C'era una data, l'8 di maggio, lei era bella, era tutta per lui. Poi venne un altro, gliela strappa di mano. Cosa poi sia successo lo capite anche voi. Tutti a casa, tutti. Ho difeso, ho difeso il mio amore, il mio amore. Quante volte, Gino, hai già cantato questo brano? Non so, penso dunque dal 93 siamo nel 2023, sarà 40 anni. Chi era lui per te? E beh, Augusto è un qualcosa che manca a tanti. Augusto, i nomadi da adesso secondo me non sono più i nomadi. Dalla morte di Dalla Augusto ha morte di cambiato Augusto è finita una storia. il sì. percorso. Sì, molto. Però bravi loro a Sì, decidere sì, comunque bravi di lo stesso, continuare. per carità. Questa è una storia che finisce così, sopra una pietra e la pioggia bagnò. Son tornato una notte e ho sentito una voce, il grido di un uomo che chiedeva perdono. Ho difeso, ho difeso il mio amore, il mio amore. Ho difeso, ho difeso il mio amore, il mio amore. A grandissima richiesta ho difeso il mio amore, i nomadi, e salutiamo tutti Sesto Senso all'ascolto. Sempre. Ciao ragazzi, piccolo cambio in scaletta perché ti sento, Pensa anzi un po', vi sento belli caldi, belli Eh. con la voce bella intonata, col pianoforte, le mani di Enzo questa sera volano. Volano, Ma posso volano. sapere prima cosa facciamo? Certo, Cioè, e io adesso mi tolgo di qui ecco. e faccio cantare a loro due un pezzo esattamente come è nato, quindi senza l'uso della base. Lo sapete che quando c'è Enzo a me piace sfruttare la sua arte, il suo modo di suonare il pianoforte, e andiamo nel mondo musicale di Massimo Ranieri, e quindi già quando ho detto Massimo Ranieri voi dovete già essere super mega iper pronti perché il brano Premetto, premessa di Ginetto. Premessa, anche la mia. il dottore qui vicino Io mi becca sempre all'ultimo. Io questo brano qui non l'ho mai fatto lo so. e tutto d'un tratto ha sentito una nota strana e ha detto, ma perché non facciamo quella lì?
Ragazzi, E adesso... Erano e adesso- 19 e 20. facciamo così, sarete voi a valutare se ho fatto bene o fatto male decidere di cantare in questo momento Perdere l'amore. E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami gridare, rinnegare il cielo, prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo. Li farò cadere ad uno, spezzerò le ali del destino e ti avrò vicino. Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo, e adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene. Perdere l'amore quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era, provi a ragionare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che non sei servito a niente e vorresti urlare, soffocare il cielo, sbattere la testa 1000 volte contro il muro, respirare forte il tuo cuscino, dire tutta colpa del destino se non ti ho vicino. Perdere l'amore, maledetta sera che raccogli i cocci di una vita immaginaria. Pensi che domani è un giorno nuovo, ma ripeti non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Perdere l'amore. Grazie a tutti, buona serata, arrivederci, grazie. Grazie. Cioè ragazzi, possiamo finirla Gino. qui. Bravi! Ossigeno. Ho fatto bene, sono Ossigeno. le 20. Sono le 20:15 e secondo me ho fatto una grande cosa. Bravi ragazzi, grande interpretazione pianoforte e voce Grazie. di un brano che è stato sempre fatto qui in casa Peiretti, ma così no. Grazie, bravo. E quando devo dirvi bravi, bravo. Fatta probabilmente, vabbè, bravo. Dica No, Enzo, no, dica. no, No, perché poi mi guardo la replica, Enzo non può mai parlare. Dimmi. Beh, questa è un'ottima considerazione comunque. Serve guardare la replica, io guardo tutte le repliche. Confermo che l'abbiamo provata alla 19:27. È vero, Così di- è vero. Giusto Gino? Vabbè, oh, sì. Pensa l'avessimo provata prima, cosa veniva fuori? 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi. Perdere l'amore. Cancella, bravo. È una cosa mia. Cancella. Voilà, allora. Andiamo su un altro grande brano, quindi abbiamo fatto I Nomadi, abbiamo fatto Massimo Ranieri e adesso andiamo su una cover fatta tanti anni fa dai Dick Dick. Ai tempi si usava prendere le canzoni che venivano da oltre frontiera
trasformarle, scrivere un testo in italiano, ma erano pezzi famosi di cantanti stranieri. E si pagava con le lire. Questa era di Rod Stewart. E si pagava con le lire. Vedi che è meglio l'euro. Enzino a favore dell'euro. No, C'è poco da fare. Voi scrivetecelo. Ma andiamo su un brano stupendo dei Dick Dick. Il titolo è Navigando. Siete pronti, amici a casa? L'avete dimenticato? Bene. Vi rispolveriamo un bel ricordo. Pronto, Gino? pronto. Navigando, sto volando via
fermiamo. Beh, fantastico questo solo di pianoforte, bravo Enzo, grande interpretazione di Gino, ragazzi, questa è Casa Piretti, fateci sentire che ci state Se di vostro ascoltando, gradimento. 348 80 40 254 e perché no, diteci anche sì o no al ritorno della lira. Tanto non cambia niente, non è che decide Enrico Piretti e Rete 7, però è un modo per saperne di più dei miei amici a casa. Pubblicità, torniamo subito, 3 minuti e mezzo con il compleanno di Lucio Battisti. Benvenuti in questa seconda parte di Casa Piretti, in questa seconda parte di diretta su Rete 7 e innanzitutto ottimo lavoro, dobbiamo fare un applauso ad Alberto in regia che ci sta curando la Ciao, parte Alberto. tecnica. Prima di andare a cantare però, solito appuntamento che ormai è una quotidianità, vai Enzo, dillo tu. Domani sera vi aspetto a Cavour. Abbiamo anche la locandina, guarda lì, Eccola. perfetto il Allora, sia nostro chiaro Alberto. una cosa, sono 5 euro, non 10.000 lire comunque. No, Ecco, io ecco. voglio, no, facciamo così. Ok. Domani se portate 10.000 lire, Non si può Entrate perdere. gratis. Non si entrate, può. date 10.000 No, lire no. che a lui ed entrate, dite No, che ve l'ho detto io. non è neanche più permesso gratis. dalla parte della Banca d'Italia. lo sai. Niente, vai. Quindi tu se mi fai, se Alberto mi rimandi la locandina. Vai Alberto, rimandi la locandina, grazie Vi al aspetto domani sera dopo Casa Peretti alle 21:10 a Cavour, Pala Polaris. al Polaris Dance. Polaris Dance, Ok, non che Pala Polaris. è la polisportiva di Cavour. Si balla molto bene, si scivola bene scivola e bene. niente, vi faccio divertire con i miei soliti balli. Ok, quindi domani sarà il Polaris Dance di Cavour. Posso dire che io sono venuto a trovarti mercoledì scorso Bravo. dopo la puntata e ho visto tanta gente sorridente, tanta gente che aveva voglia di ballare, tanta gente che aveva voglia di fare festa insieme a te, insieme alla tua musica ed è stato molto bello. All'ingresso mi ho detto, ma questo è quello che presenta Casa Peretti. Sì, è proprio lui. Sì, perché tu devi capire una cosa, Enzo, io non sono più Enrico Piretti in giro. Certo. La gente quando mi vede, il mio nome Enrico è Casa. diventato Casa. Ciao, Ma io che sono gommista Casa. stamattina, ma quello è Casa Peretti. Ma che bello c'è questa Casa Peretti del gommista, ho capito, vabbè, avrà bucato comunque. Bellissima Vabbè. questa cosa qui. Se mentre io sono montagna sono queste cose qua. Vabbè, Comunque ok. anche Pala Polaris era Polaris. bella, invece Polaris Dance. Polaris Dance. Polaris Dance. Volevo solo spiegare una cosa, magari da casa mi vedono sempre che faccio così, no? Non ha mal di denti. Non ho né mal di denti né mal di testa, è che stando in cuffia Sì. bisogna sempre registrare. Per chi non è tanto Ecco. abituato, ma è normale, lo faccio anch'io tutt'oggi. Perciò- Ragazzi, siamo pronti a festeggiare un grande compleanno a un grande artista che ci ha lasciato troppo presto, ma la sua musica resterà per sempre. Sulle mani a casa, tutti, su! Battisti. Vai Gino E dove vado? a cantare. 7:40. Mi sono informato, c'è un treno che parte alle 7:40. Non hai molto tempo, il traffico è lento nell'ora di punta. Ti bastano 10 minuti per giungere a casa, la nostra. Di chiave ricordati è sempre lì sulla finestra. E nel far le valigie ricordati di non scordare qualche cosa di tuo che a te poi mi faccia pensare. Ora basta non stare più qui, ti rendi conto anche tu che noi soffriamo di più ogni istante che passa di più. Non piangere, presto presto, presto presto, presto presto, sì. Presto presto,
conosce perché ha detto una cosa vera. Tutti! Ciao Lucio! Il grande! Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere nei tuoi occhi innocenti, posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere nei tuoi occhi innocenti, posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera. Questo amore non è una stella che al mattino se ne va. Oh no, 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 non sarà un'avventura. Questo amore è fatto solo di poesia. Tu sei mia, tu sei mia, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. Innamorato sempre di più, in fondo all'anima, per sempre tu. Perché non è una promessa, ma è quel che sarà. Domani è sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà. Non sarà un'avventura, non è un fuoco che col vento può morire, ma vivrà quanto il mondo, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. Innamorato sempre di più, in fondo all'anima, per sempre tu. Perché non è una promessa, ma è quel che sarà. Domani è sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà. Non sarà un'avventura, un'avventura, un'avventura. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te.
Grazie Lucio, grazie. Grazie. Grazie a nome di tutti i musicisti, di tutti i cantanti, di tutte le persone che adorano la musica italiana, perché tutto è nato lì. E adesso, a proposito di belle cose, ragazzi, sono tutti lì che spostano fogli, hanno Sì, paura perché qui è nella tutto- mia è tutto scaletta. improvvisato, e comunque- Allora, Cancelliamo. rilassatevi un attimo perché arrivano. Uno cancella di là, uno cancella di qua. Arrivano i messaggi, quelli non li cancelliamo. Vai, vai Fosse regia. uno che porta una bottiglia d'acqua. Auguri a Amedeo e Mister Nicola, complimenti a voi. Ciro, sì, volevo dirlo io dopo. Comunque facciamo gli auguri, lo dico subito al nostro Amedeo Grillo che oggi compie gli anni. Auguri Amedeo. Auguri. Sempre belle serate passate con voi. Casa Peretti è il programma numero 1. Dani d'Alessandria. Grazie Dani, grazie davvero. Eccoci qua, le tenebre e la pioggia battente portano malinconia, ma Enrico e Casa Peretti ci regalano sempre il sole. Baci da Alfonsina e Germano. Noi siamo il sole, grazie Alfonsina, grazie Germano, di cuore. Tornerà anche il sole. Speriamo. E va. Ciao Casa Peretti, Enrico Peretti, tanti auguri di buon compleanno al grande Amedeo Grillo, tantissimi auguri da Antonio Primicelli di Rivalta di Torino. Se Amedeo è all'ascolto, già primi 2 messaggi l'avete riempito di gioia. Auguri Amedeo, mi raccomando, riprenditi che così torneremo a cantare insieme. Avevo una richiesta, posso? Certo. La prossima volta che siamo io e Gino, Sì? fai tornare il sole, te la ricordi? Fai tornare il sole. Ragazzi, mandatevi messaggi tra ogni sera ascoltiamo Casa Peretti con il super Enrico e zia Marta e tutti gli ospiti con le belle canzoni. Siete super. Saluti da Gressonei, da Piero Eccoli qua. Alpino, con una bellissima foto con la grolla dell'amicizia, dove si beve il caffè alla Valdostana, e poi c'è l'attrezzo dove si faceva il burro a mano e la super fisarmonica. Saluti da Gress. Praticamente ci ha mandato le foto di tutto ciò che è in casa. Grazie Piero, grazie. Andiamole a vedere a questo punto le foto. Vai Alberto. Questa è un'altra foto. Tanti saluti e tanti auguri, soprattutto all'amico musicista che ho imparato a conoscere e apprezzare grazie alla Prolocco di Luserna San Giovanni. Presidente, auguri a Amedeo Grillo da tutta, grazie di tutto, lo dice Cristian. Grazie Cristian. Guarda che belli che siamo. Questo c'è ancora lo I belli sono diversi. Legga. Saluti a tutti da Mimma, Marco e Gigliola, i cugini di Ehi, Enzo, che ciao. vi seguono ogni martedì Ve sera. l'ho detto, la Pignolo. Ciao Mimma, ciao Marco. Mi ciao viene Gigliola. una domanda spontanea. Perché solo il martedì? Che noi siamo in diretta tutta la No, settimana. No, penso che ci guardino tutte le sere, ma io sono martedì e quindi di certo. conseguenza. Sono Anzi, pazzi, sono un po' solo per delusi Enzo. quando non ci sono. Oh. Veramente, giusto Mimma? Grazie Mimma, ciao Marco, ciao E questo Gigliola. chi è? Buona settimana a Casa Peiretti, Irene Luna, Midi Giuse da Novara. Ciao ragazzi, ciao Irene, ciao Luna. Ciao Giuse, ciao Novara. Bravi, mi piacciono molto le vostre canzoni. Un bacio da Ariel. Chissà chi è. Chissà chi è. Ciao Chissà Ariel, grazie. Chi è. E poi andiamo avanti col prossimo SMS arrivato al 348 80 40 254, che è questo qua. Vai regia. Regia. Ok, bravissimi, ciao da Maddalena. Grazie Maddalena. Io penso anche agli stipendi che si prendeva prima. Io tornerei alla lira anche per quello. Grazie per la compagnia, lo dice Elena. Grazie Elena. Vabbè. C'è qua il nostro Sgarbi, come direbbe zia Marta, che non è d'accordo. Ciao ragazzi, 2 maestri e un grande allievo. Grazie Milena. Eh sì, in Ciao, mezzo a Milena. loro non posso che imparare dalla loro No. grandissima, C'ha poco da imparare. anche dal loro passato musicale, che è pazzesco. Ciao Enrico, sono Anna Di Chieri. Grazie per la meravigliosa canzone cantata da Gino. Sempre solo nomadi, sono un fans nomade. Grazie. Sei già andata a È una sentire fan. Ciao Anna. Sei già andata a sentire il Sesto Senso? Bene, quest'estate avrai modo magari in qualche di data. sentirci. Che altro dirvi? Bravi, ancora bravi. Giovanni da Due date Alessandria. ne abbiamo già, comunque. Poi Allora, le quale? diremo. Te le ricordi? No. Ho 2 date libere. 2 date libere.
Ok, no, non è una bugia. Aiutatemi con questi. Buon compleanno al nostro Amedeo Grillo! Ed un saluto a tutti voi. La Chelucci. Ciao Anita, grazie. Allora, regia, ultimo messaggio. Eccola lì, qua. guarda lì Ecco. quella foto lì. Questa foto qua È storica. Tu sei lassù in punta. Io sono lassù in punta. Ma sono sì. passati quanti anni? 50 da questa Allora, foto? lì dall'82 fatti il conto. Allora, 82 te lo dico io, 41 gioco in casa, perché tu quando facevi questa foto mia mamma partoriva. Ecco. Quindi adesso devi dirmi i nomi di tutti gli altri. Quindi tu sei lassù. Allora, Poi che abbiamo? Vai, poi che abbiamo salutiamo. Pascal Simonetti, era un bravissimo chitarrista di Ciao Pinerolo. Pasca, sono anche con me con gli Poi abbiamo Enrico Noello, batterista, Ciao, Enrico. quello con la salopette. Con la salopetta. Poi a fianco ad Perché credo Enrico fosse l'idraulico, quello No. invece no. Ok. Poi, c'è Ferruccio Beltramone. ok. Ciao. Poi in Ferru. centro c'è Luciano Priotto. Ma dai. E poi, Poi c'è- tastiere. Sì, poi c'è Flavio De Michelis Eccolo alle qua. tastiere. Ciao Flavio. E poi c'è Rosla nell'angolino al sax. Quindi la E nuova poi c'è la Fontana. questa è la formazione originale della Originale, nuova sì, della del nuova- primo disco che abbiamo fatto. Ancora una chicca. Vai. A Bibbiana era sempre l'82 giù di lì. Flavio De Michelis, che posso dirlo, aveva ancora i capelli lunghi, ti ricordi, no? Prendeva la tastiera, c'erano i mini Moog, Sì. ok, col filo, comunque. E andava in mezzo alla gente e suonavano con Suonava solo- con la sì, tastiera sulla testa. sì, esatto. Io perché non Solo- li ho vissuti quegli anni? Eh. Perché Sì. io potessi avere la macchina del tempo, La Bibbia. vorrei nascere negli anni 55 in modo che quando a 18 anni sarei in pieno boom musicale, in pieni anni 70. Vabbè, ragazzi, sono nato 82, accontentatevi di Però- questo. Dica. chi è nato nel 2001 cosa ne sa delle lire? Capisci? Cioè, ancora? no, questo. No, ma Esatto. cosa ne sa della musica che abbiamo vissuto Ho noi? capito, ma tanto meno le lire. Pubblicità. Vabbè, va. State buoni. A dopo. State Vedi. buoni. Vabbè. Buoni. Sipario. No, pubblicità. dopo. Torniamo subito. Il prossimo brano lo dedichiamo a Cristina, che da Biella ieri ha richiesto questa canzone. Vai Enzo, la facciamo così, pianoforte e voce. Mi e Titi e mi. Miti e Toni. C'era un ragazzo. Aspetta un attimo. Regia, questi sono i nomadi. Cambiamo al volo. Il bello della diretta, mettiamo c'era un ragazzo. Bravissimo, perfetto. Ok, ripartiamo. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé aveva 1000 donne se. Cantava Help, Ticket to Ride, o Lady Jane, o Yesterday. Cantava viva la libertà, ma ricevette una lettera, alla sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop coi Rolling Stone, stop coi Beatles, stop. M'han detto va nel Vietnam e spara ai Viet Cong. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone, girava il mondo ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra ma uno strumento che sempre dà la stessa nota. Ratatata. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù, nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop coi Rolling Stone e stop coi Beatles, stop. Nel petto un cuore più non ha,
a 2 medaglie o 3. Tutti insieme a noi, dai. Al pianoforte Enzo Lasino. Bravo Enzo. Devo chiedere scusa. Posso dire solo una cosa? Sì. Ci fosse qualche regista che ci sta guardando, no? Sì. Se aveva bisogno dei mitraglieri, visto che la facciamo bene la mitraglia, no? Esatto, No, ascolta, io devo Noi chiedere siamo scusa. liberi. Devo chiedere scusa al mio di regista questa sera, Cosa perché il video era giusto dietro. Mi ha scritto che erano i Nomadi con Gianni Morandi. E quindi io ho visto subito i Nomadi e ho interrotto il video. Perdono. Vai col do. Perdono. Scusa, viva Caterina Caselli, mi sta scrivendo. Va bene, Grazie ragazzi. Alberto per la comprensione. grazie. Adesso facciamo un brano fondamentale, perché è il brano che tu devi sì, dedicare a. Perché dobbiamo cambiare la scaletta, perché poi la mia nipotina Adesso i Nomadi c'è. No, Ecco, ci adesso sono. i Nomadi- Tornano i Nomadi. poi andrà a dormire, poverina, non mi aspetta, allora gli devo cantare Poverina, se va a Crescerai. dormire, scusa. Beata lei che va a Beata dormire. lei, cioè, scusa. anch'io andrei a dormire tra un È po'. piccolina. E quanti anni ha? 4. 4, salutiamola. Ciao Elodie. Ciao. Eccolo, Eccola. Crescerai. Questo brano, Anche a tutti i nomadisti. questo brano viene bene solo se cantate tutti a casa. Tutti. E io dico solo una cosa ai bambini: non crescete mai. Per giocare un aquilone, un gesso bianco, il vecchio muro. Bastava un niente per sorridere, una bugia per essere grande. Tutti! Crescerai, imparerai. Crescerai, arriverai. Crescerai, tu amerai. Na, 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 na. Bastava un niente, un campo verde, una corsa e poi a pescare sul fiume. Bastava un niente per sorridere, una bugia per essere grande. Crescerai, imparerai. Crescerai, arriverai. Crescerai, tu amerai. Il rimpianto rimarrà di quell'età, di quell'età. Crescerai, tu amerai. Il rimpianto rimarrà di quell'età, di quell'età. Crescerai, imparerai, imparerai. Crescerai, arriverai. Mentre Enzo continua a suonare, no, continui. Io voglio raccontare
un aneddoto di questo brano, perché è un brano che io porterò dentro di me tutta la vita. Era il battesimo del bimbo di mia sorella Nicolò, ok? Organizziamo durante la cerimonia del battesimo, io mi metto al pianoforte, quindi all'organo, e dovevo cantare un brano, ok? Faccio le prove al pomeriggio. Alza un po' il pianoforte perché sennò va ecco, perfetto. Faccio le prove al pomeriggio e faccio questo brano, no? Mi siedo vicino all'organo. Arriva il parroco, mi fa aspetta, Peiretti, questo brano non me lo puoi fare. Non me lo puoi fare perché non è un canto religioso. Gli ho detto: Don, scusami, non lo fa, non ti preoccupare, se non lo posso fare, non lo faccio. Andiamo in chiesa piena così, io mi alzo, vado verso l'organo, metto le mani e io canto esattamente questa canzone qua. C'era il parroco che era lì dietro la postazione lì da DJ, no? Che hanno come si chiama? L'altare, esatto. L'altare mi ha guardato come per dire: non posso dirti niente, non posso farti niente, ma ne parliamo dopo, finita la funzione. Ma Peiretti, sono andato verso di lui, mi fa: l'hai cantata proprio bene, l'hai suonata bene. Ma grazie, l'ho abbracciato, ho detto qua rischio tanto. Andiamo a finire i messaggi, vai regia. Peiretti è fatto così, è un ribelle. Un saluto dalla provincia di Pavia. Se è possibile sentire le anguille del Po. Le anguille del Po. L'anguilla di Facchinetti. Le anguille del Po. Un Sì, no, ma che c'è una versione techno su YouTube. Puoi fare un pezzettino delle anguille del Po? Vai. L'anguille del Po. Sanno che sono belle, ma sono proprio quelle le anguille del Po. Le anguille del Po. Le anguille del Po. Si fanno pescare, si fanno mangiare le anguille del Po. Basta, perché la musica c'era, il testo, uno cantava una canzone, l'altro. Però andiamo avanti con tanto amicizia. Per Gino, Enrico e Enzo da parte di Elodie, il tanto cuore. Guarda che cuore, da una parte ci sono io dove è più grosso, e dall'altra parte non so chi ci sia. Grazie Edi. C'è un po' di ragione. Nel 1075 una pizza costava 250 lire, pari a 1,32 1975. Se Paolo da Montalciato ha scritto nel 1075 era 1075. Voi c'eravate nel 1075? C'eravate? No, e allora? Ok, nel 1075 la pizza costava 250 lire, pari a 1,32 euro. Il cornetto Algida costava 100 lire. E che io mi Negli anni ricordo questi 80 prezzi. 5 birre, 4 antipasti, un'acqua minerale, 3 porzioni di frutta costavano 24.000 lire. Ma di cosa stiamo parlando? L'euro è la nostra rovina. Giusto, Brava. Paolo, giusto. Comunque Paolo. 1975. Si è capito, E la 124 costava 126.000 lire. Andiamo avanti. Te ricordi, Gino? Meravigliosa, voce favolosa, piena di passione, evergreen, grandi Enrico Enzo al piano. Potreste cantare Zombie dei Cranberries? Qualcuno l'ha cantata in italiano al pianoforte, meraviglioso. Ci pensiamo per le prossime puntate. Zombie in italiano. La cerchiamo, Ciao ragazzi, come sempre canzoni fantastiche. Un abbraccio forte a Amedeo. Vai, Auguri! Amedeo. Ciao, auguri! Auguri Amedeo, grazie. Grazie Enrico per la tua compagnia. Un saluto speciale ad Enzo, Serena e Andrea di Appendini Buriasco. Tra un po' è l'anniversario quest'estate, quindi Andrea fa un bel regalo a Serena. Okay? Esatto, ci stiamo godendo la splendida serata in casa Peiretti. Grande voce, il Ginetto. Grazie. Non so chi sia, ma D'ora in poi è Ginetto, perché Ginetto, sì. è più televisivo. Ciao ragazzi, siete fantastici. Un saluto da Marta Gloria e Luca da Carmagnola. Ciao! Viva il Purum. ecco, Sì. ti ragione. No. Ok. Ciao Enrico, siete sempre dei grandi. La scorsa settimana ho cambiato la batteria della Fiat Panda 1200, 140 euro grazie allo start and stop, ossia 270.000 lire. Cosa ne pensate dell'euro? Marco Dovrà. Non diciamo cosa pensiamo. L'abbiamo detto ieri, io tornerei domani, anche lui. Enzo invece no. Ciao Enrico Peretti, ciao Enzo Lasino, ciao Gino. Faccio gli auguri di buon compleanno da Amedeo Grillo, da Antonio Primiceri di Rivalta con una torta Bravissimo. piena di cioccolata. Anche le fragole. E le frole. Ciao a tutti. Ma non sarebbe mica male sentirvi un po' più sovente. Solo una cosa, Gino, bravo, Claudine. Ciao Claudine. Ricordo che adesso facciamo. Maschio o femmina? Claudine Ma non lo so se è un maschio è un o una- signor Claudine.
posso dire anche un signor con la S maiuscola. Le bellissime canzoni, specialmente Navigando, bravi, bella serata Lilli da Rorà. Grazie Lilli. Sta nevicando ora. Eccolo lì. Eccoli Un qua. caro saluto ai nostri amici, a te Enrico, tutto lo staff di Rete 7. Arriva sempre il messaggio dei Sesto Senso. Non riusciremo a leggerli tutti i messaggi, andiamo veloce. Io tornerò alla lira, ciao Anna Di Chieri, grazie. Ciao e complimenti a tutti, soprattutto al grande Enzo che 13 anni al matrimonio mio e di mia moglie a Cardè da Raspo ci ha deliziato e accompagnato con la musica, tutta a base di Pooh. Un abbraccio da Francesco Ilegna di Villafranca Piemonte. Ciao Elena, un abbraccio Francesco. Regia, dai solo anche un occhio al Ciao, tempo. Vito. Una pizza margherita di sabato costava 5.000 lire, il giorno dopo con l'euro costava 5 euro, il doppio a fine mese. Chi prendeva 2 milioni di lire è passato a 1.000 euro, non 2.000. Chiunque tu sia, hai scritto la verità, perché questa è la verità. Anche se c'è chi non lo vuole, è la verità. Grazie Gino, hai donato ai cuori la tua emozione cantando Formidabile Laila. Grazie. Ragazzi, se volete rivedere questa puntata alle ore 21:30, canale 83 Video Nord, da domani cercatela su YouTube. I protagonisti di questa sera, alla voce Ginetto, Grazie, ciao a tutti, alla prossima. pianoforte e cori Enzo Allasino. Ciao ragazzi, E se volete vedere Enzo dal vivo domani sera a Cavour, ok? Va bene, al Polaris Dance. A tutti quanti una buona serata e continuate con i programmi di Rete 7. Ciao, grazie. Ciao a tutti, grazie. Ciao.